Bene, possiamo iniziare. Benvenuti, buonasera. Un nuovo appuntamento della rassegna Sassari Estate che ci ospita in questo anfiteatro, quindi grazie per prima cosa al Comune di Sassari che ci ha reso disponibile uno spazio utile per le varie ragioni che sapete ad accogliere tante persone. Grazie di essere venuti, presentazione del libro di Luca Dore Bravo Charlie. La presentazione del libro è inserita nel Festival Entula, è la prima tappa a Sassari del Festival Entula, poi altre ce ne saranno, la prima domani c'è Alessandro De Roma col suo libro con Maria Paola Currelli. L'incontro di oggi è organizzato da due librerie, la libreria Coinè e la libreria Max 88. Max 88 è anche l'editore del libro che adesso presentiamo e l'editore è qua presente. Niente, ci sei per dirlo, perché siamo in diretta streaming, c'è anche Max. Grazie Max, ma soprattutto c'è Silvia Sanna che ci aiuta a raccontare, a chiacchierare del libro assieme a Luca. È una conversazione, siete tutti invitati, potete fare domande, tutte quelle che volete, a Silvia e a Luca, tutti e due. Quindi buona conversazione, buona presentazione, la parola a Silvia. Grazie Aldo, grazie Nicola, grazie a tutte e a tutti per essere venuti in questa serata che è anche piacevole, c'è un venticello, quando i librai ed Entula, nome, si organizzano, fanno proprio tutto, anche il meteo organizzato a puntino, anche la nuova ordinanza per cui le mascherine non si possono tenere, tutto organizzato da Entula che ringraziamo. Come direbbero però i protagonisti di Bravo Charlie, voi fate da bravi e non ammontonatevi, come dicono anche in Irlanda di solito. Quindi oggi è un battesimo, quello di Luca Dore e del suo Bravo Charlie. Poverino, anzi mischino, la mano in testa che la devo mettere io, non so se sarà felice di questo. Un battesimo, appunto, un libro di esordio, un autore esordiente ma già maturo, questo lo potrà capire chi leggerà il libro o lo sa già chi l'ha già letto. Un autore che ha già fatto un'intervista, tra l'altro, la prima intervista all'autore esordiente, che ho ascoltato con molta attenzione, ringrazio anche, non so se sia presente, però ringrazio l'intervistatore, perché mi ha già spianato la strada, ecco, questo devo dirlo. L'ha presentato infatti durante una diretta, ha detto Luca Dore, 44 anni, lavora in un'agenzia di viaggi, ha una famiglia, nominato, quindi ha una moglie, 2 figli, un gatto perfido, quindi un grande lavoratore. Nonostante tutto questo, ha addirittura avuto il tempo di scrivere un romanzo. E la sua domanda è stata, la prima domanda, fai uso di stupefacenti? Quindi io lo ringrazio perché veramente con una domanda del genere mi ha proprio spianato la strada, perché da questo momento in poi tutto quello che ti chiederò io sarà sempre più morbido rispetto sempre più semplice, quindi possiamo iniziare così. Bravo Charlie, ecco, io ho preso anche gli appunti sempre fatto da brava, addirittura mi sono ricordata di portare anche il taccuino. Bravo Charlie è un libro, devo cercare un po' di vederla in modo oggettivo perché sono molto legata a questo libro, l'ho letto nella sua forma iniziale e ho visto l'evoluzione ed evoluzione è, quindi poi ringrazierai una o due le persone che hanno fatto nascere, rinascere e crescere Bravo Charlie. Bravo Charlie è un romanzo che in America chiamerebbero on the road e noi diciamo che è un romanzo in carriera, no? È la traduzione letterale di on the road in carriera. E questa carriera è Sassari, quindi un romanzo che chi ha avuto già modo di leggere, chi lo leggerà, sentirà particolarmente suo scorrere nelle vene la sassareseria. È un romanzo che è anche un libro matriosca per me, perché ogni frase, ogni personaggio, ogni episodio in realtà non è mai quello che si vede
ad una prima occhiata, non è mai, cioè nasconde dietro l'apparenza di episodio, di persona, di emozione, nasconde un mondo sotterraneo. Hanno apprezzato la recensione. Quindi il libro matriosca per questo motivo, ogni personaggio al suo interno ha un mondo tutto suo e più mondi. E questo credo che sia uno dei punti di forza di Bravo Charlie. Quindi è anche difficile, e penso agli amici librari, in questo caso Massimo, vabbè, che nella doppia veste di editore, Aldo e gli altri, è un libro anche difficile, e ti dico per fortuna, da etichettare. Che quindi nel momento in cui il lettore va a cercare negli scaffali è proprio difficile da etichettare. Quindi io così, per rompere il ghiaccio con una domanda leggerina e poi entreremo nella storia, ti dico, qualora tu volessi un'etichetta di genere per Bravo Charlie, come lo descriveresti? Allora, grazie a tutti per essere qui, non sono riuscito prima. Il genere è un po' difficile, forse se fosse un genere lo potrei definire sul grottesco, okay? Una specie di commedia amara, okay? O agrodolce, come la vogliamo definire. Diciamo che ho cercato di stare su un piano dove le cose che succedono sono al limite dell'incredibile, però ancora plausibili. Okay. Non so se questo mi porterà a scrivere altre cose di questo tipo, però al momento Bravo Charlie è una storia nata così e quindi l'ho voluto dare questa impostazione, se possiamo definire. Non so se sia un genere. Sì, grottesco ci sta, e anche commedia, appunto. Durante la nostra chiacchierata è stato proprio l'esempio della commedia italiana, che quindi ti vuole far ridere, però allo stesso tempo è carica di un significato ben più profondo della semplice risata. Sì, la commedia italiana all'italiana, diciamo, è quella che più mi avvicina a questo mondo. E diciamo l'epigrafe che ho voluto mettere nel libro è una frase di Paolo Conte, un po' presuntuoso sono stato, non è che, però la vera musica che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. È sempre bello vedere certe storie italiane di un vecchio cinema, non so, Monicelli, Comencini, eccetera, che poi si rivela, perché magari c'era Nino Manfredi, però aveva sempre questa doppia, questa ambiguità, cioè ti fa ridere e poi ti strugge anche. E quello è, sono le storie che mi hanno sempre fatto emozionare. Sì, infatti credo che proprio il punto di forza di Bravo Charlie sia questa doppia valenza, quindi inizi la frase o il passo con un sorriso che poi diventa risata e poi alla fine ti blocchi con un senso di colpa enorme perché stai ridendo di qualcuno e poi in realtà ti schiaffa in faccia tutta la realtà dolorosa di quel personaggio. Quindi si ride ma scendendo nel profondo, scendendo e toccando dei tasti particolari. È un libro che un po' ti fa sentire infame perché ridi e poi dici cavolo, ma veramente? È per quello che secondo me cioè quello che mi ha colpito di più, sono tantissime le cose che mi hanno colpito, è proprio questo continuo capovolgimento delle cose. Tu riesci a farti un'idea che più o meno diventa una certezza, nella pagina successiva quella certezza crolla e ti fa vedere un'altra realtà. Ed è, credo, molto difficile lavorare su questi due piani. Sì, è difficile, adesso infatti non ho bene idea di quali siano le pagine in cui accade questo. Però ci abbiamo provato, dico che c'è comunque un lavoro di squadra dietro per renderlo al meglio, questo sì. Sì, anche perché, poi chiaramente entreremo proprio nella storia, una delle cose più forti del libro è soprattutto dell'autore,
è l'assoluta sospensione del giudizio. Tu parli dei personaggi, parli delle loro vicende, parli dei contesti in cui vivono, delle bettole, altrimenti dette zilleri, delle case che sono delle catapecchie e delle storie particolari che proprio veramente sfociano nel grottesco, senza mai giudicare, mai. E lo fai in modo così empatico che mi viene da chiederti quanto tempo tu abbia trascorso nei zilleri con gli amici di Charlie, e ci metto anche io perché siamo dello stesso contesto. Quindi questa sospensione del giudizio e questa empatia forte con i personaggi è proprio secondo me la cifra stilistica di questo romanzo. Sì, c'è stato da lavorare sul rimanere distanti, quello sì. Però è vero che i personaggi, che sono nati anche nella primissima versione, nascono dall'osservazione, diciamo da quello che c'è intorno. Siamo tutti di questa città, quindi qualcuno di questi personaggi ci è per forza capitato, magari è un nostro parente, ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo come vicino, frequenta i peggiori bar, sono tante quello che mi piace di più è osservare. Le facce sì, ma siccome non sono sono un pessimo disegnatore, mi piacerebbe disegnarle ma non riesco. Allora mi piace le facce, gli atteggiamenti, i comportamenti, i modi di muoversi, e quelli cerco di memorizzarli per poi scriverli. Se fossi un pittore magari mi basterebbe semplicemente dipingerli. Comunque hai dipinto perfettamente i personaggi, a partire chiaramente dal protagonista. Faccio proprio una lettura breve per farvi capire come dipinge con la penna Luca Dore. Contestualizzo un attimo, siamo nella redazione di una meravigliosa rivista sassarese che si chiama Isola Sprint, che ha sede in uno scantinato. Però la cosa più, come dire, scalcinata di questo luogo è sicuramente la redazione. Viola segue il discorso, ma tiene lo sguardo attaccato ai movimenti di un giovane con gli occhiali rabberciati a scotch bianco. Il ragazzo ha diverse difficoltà a rimanere seduto, come se il bacino decentrato e le braccia troppo lunghe non possano trovare una collocazione stabile. Sarà per questo che sbaciucchia un rosario fosforescente e si segna in continuazione. Appesa alla parete dietro di lui c'è l'icona sbiadita di Santa Dimitrina, col mattone a cui dedica una carezza, ma con il gomito dà un colpetto amichevole anche ai ferri di cavallo più in basso. Direttore, ma se noi li trattiamo bene ci danno più soldi? Qui lo strano ragazzo gratta la testa a un padre Pio in polietilene. Bella domanda, Charlie. Ecco perché ti ho tenuto. Perché sei intelligente. Non so come tu ci possa aiutare a tenere in alto il buon nome della testata dal tuo sgabuzzino di dattilografia, ma sono sicuro che darai meglio di te. Come sempre, dice Piero il giovane. Questo direi che è un ritratto perfetto di Charlie, che introduce il personaggio principale, quello con il quale io perlomeno ho trovato più empatia e anche una certa vicinanza. Forse questo è un po' preoccupante, però una certa vicinanza, perché hai già letto il libro, poi magari in separata sede vi dirò perché, non troppo. E quindi Charlie esiste. È un collage di persone che hai incontrato, che tra l'altro ti guarderanno in diretta e ti aspetteranno all'uscita, però se vuoi lo puoi dire. Allora, sì, forse mi è capitato di dirlo in una intervista scritta, che non è ancora uscita, quindi la possiamo fare come se fosse così, in anteprima. Allora, Charlie è un collage, sì, di personaggi, però diciamo che gli ho assegnato alcune mie caratteristiche personali che in lui diventano delle malattie, chiaramente. Anche tu sei messo bene, quindi. Anche perché Charlie viene dalla mia stessa città, insomma, frequenta quello che possiamo aver visto anche noi della nostra generazione. È un dattilografo che e questa sua velocità lo porta a esibirsi
c'erano due scene tagliate, poi si esibiva alla Fiera di Sassari. Il dattilografo come me ama i cantautori come me, però io magari che ho ancora un po' di raziocinio posso dire ma i cantautori sono un prodotto musicale come tanti altri, però mi fanno emozionare. Per lui quella è la Bibbia, quelli sono i suoi santi venerabili, cioè lui ce li ha in casa vicino ai lumicini, quindi tutto quello che mi piace ovviamente l'ho dato a Charlie e lui l'ha esasperato. Anche dei piccoli, le mie debolezze sono diventate in lui dei problemi, diciamo, delle problematiche che poi si sviluppano durante tutta la storia. Questo sì. Poi sì, è anche un collage di altre persone che ho conosciuto, ma quello non è. Non so, forse mi avrebbe preoccupato meno la risposta. Sì, è un collage di sconosciuti, vabbè, tutto a posto. Comunque, volevo leggere un pezzetto breve proprio per spiegare anche un po' meglio quello che è Charlie a livello umano, quindi il gran cuore di Charlie, anche troppo aperto verso gli altri. Quindi siamo sempre nella scalcagnata sede della redazione dell'Isola Sprint, che sta andando male, chiaramente, non poteva essere altrimenti, visti anche i redattori. E Charlie però si vuole fare, Charlie che è l'ultimo, e glielo ricordano continuamente, tu sei l'ultimo tra gli ultimi, sta nel suo sgabuzzino, proprio anche separato fisicamente dagli altri. Lui però si trova solo per la sera in redazione e vuole cercare di fare qualcosa per il giornale, poverino, per il giornale e per gli altri. E quindi cosa fa? Raccoglie i vari articoli scritti dagli articolisti, recupera anche la lista dei fornitori che dovrebbero in qualche modo finanziare possibilmente in modo puntuale il giornale, ma non lo fanno, e quindi lui compie questo gesto eroico proprio per cercare di recuperare finanziamenti e riscrive gli articoli dei suoi colleghi inserendo insomma dei segnali neanche troppo nascosti per riuscire a guadagnare qualcosa. Quindi la mattina successiva i lettori dell'Isola Sprint si trovano di fronte a una nuova veste del quotidiano. Quindi c'è la notizia di cronaca nera di un senza tetto che è stato ucciso, quindi un fatto molto grave, e lui lascia intonsa la parte dell'articolista di cronaca nera e aggiunge: ma qualche minuto prima del decesso si era recato a negozi alimentari per acquistare 2 confezioni di cereali DOC di cui andava al ghiotto, e lì lo sponsor. E sulla scena del crimine compare una bomboletta di spray anti-zanzare Cornielli, nella sua ultima versione, quella che non fa odore. Anche a spulciare il paginone, e questa è una delle genialate, il libro è pieno di non mi suggerire cose sbagliate, finiva sempre con atte, però è genialate, dai. Anche a spulciare il paginone delle necrologie, rivellato di mariti esemplari, ragazzi d'oro, angeli del collo muniti da conforti religiosi che nessuno dimenticherà mai, compaiono dettagli insoliti. Per esempio, sotto la foto dell'insegnante Carrosu, serenamente spenta, circondata dalla fede dei seccari, si legge: il corteo partirà dalla casa della defunta, corso Vittorio Emanuele 230, tra parentesi, proprio di fronte alla tabaccheria di Bonario Pes, da oggi anche ricevitoria. E l'ultimo, alle 9:15 un radiocronista, vecchia conoscenza della redazione, mette la sua testa pelata dentro l'ufficio per urlare: scusate, è morto mio zio, quanto mi costa un necrologio con la pomata per le emorroidi? Cioè, se non è geniale questo. Quindi qua c'è qualcosa di biografico, però, di autobiografico, perché noi, non so se te lo ricordi, se si rimbambito come me, ci siamo incontrati, salutiamo la redazione, non è biografico in quel senso, ci siamo incontrati in una redazione. Però non parleremo di quella. Che ha riconosciuto lo scampinetto. Sì, abbiamo frequentato la redazione di un quotidiano sassarese che purtroppo non c'è più, che è finito. Noi lavoravamo in un sotterraneo e vedevamo i piedi delle persone camminare ed era una figata, però poi andavamo in giro a fare faccette, più che altro intervistare la gente sulle deiezioni animali nel centro storico,
cose, il circo, le macchinette, erano tutte notizie comunque bomba. Il giornale poi mi ha durato molto, ma comunque ci è servito. Sì, è la prima volta che qualcuno scopre. Quindi la querela ancora non ti è No, arrivata, non ci è arrivata, adesso ci arriverà, salutiamo anche chi ci segue. Quindi Charlie abbiamo detto, non abbiamo parlato di Viola, l'abbiamo tenuta un attimo da parte, che è la protagonista femminile del romanzo. Viola è una giovane donna, una giovane studentessa che inizia una tesi sulla superstizione e decide di recarsi proprio in Sardegna, proprio a Sassari, chissà come mai. Poi no, vedremo, perché magari leggeremo qualche passaggio con Gatti Neri e facciamo il solito test per vedere quanti sono gli scaramantici. C'è sarà proprio il tuo gatto nero che libererete a breve. Viola quindi decide di fare questa ricerca e si imbatte proprio nella relazione di Isola Sprint in Charlie, che come avete visto dalla descrizione è un personaggio particolare e fa subito capire, anche baciando il Padre Pio, il polietilene e tanti altri oggetti sacri e non, fa capire a Viola che lui potrebbe essere una fonte inesauribile di informazioni per la sua tesi sulla superstizione. Di conseguenza ha la brillante idea, è coraggiosissima, di andare a Villa San, che è la casa in cui Charlie vive con i suoi zii, con la cugina barra sorella e con i suoi nipoti. Villa San è una villa di periferia, fatiscente, all'interno della quale c'è uno spaccato che mi ha ricordato molto le commedie di Filippo, ovviamente, ma anche le commedie tipiche sassaresi, e lì è anche quello un racconto matriosca, perché all'interno di questa casa, che sembra quasi un'unica stanza, perlomeno dagli odori è abbastanza omogenea, lì c'è proprio un romanzo nel romanzo, in Villa Sanna e nei suoi protagonisti. Come ti è venuta in mente questa villa? Anche in questo caso l'hai frequentata? No, la Villa Sanna non è, però è l'unica forma che potevano dare, l'unica forma di casa che potevano dare due diciamo, personaggi così sbandati come gli zii di Charlie, lei che arrivava da un orfanotrofio, non è stata per anni perché nessuno la voleva in casa, perché era troppo lunga, poi invece era il bassista. È lui che diciamo, faceva il trasporto di immondizia con l'ape carta. Questa è l'unica forma d'arte che potevamo avere, era costruire una casa del genere, fatiscente, con gli avanzi dei cantieri. Viola ci serve anche per mettere la luce su questa casa, perché col suo sguardo di persona, perlomeno razionale, capisci che sia capitata chissà dove, cioè c'è un cucù tipico valdostano e la casa sta a 500 metri dal mare, quindi il kitsch è a un livello mondiale. Stai parlando di Viola, una cosa su Viola. Ecco, il personaggio di Viola nella primissima versione, rimaneva un pochino più a servizio di Charlie. Mentre devo dire che in questa ultima versione, grazie al lavoro di editing di Paolo Rubini, che poi indicherò così tutti lo vedete, diciamo, ha preso spessore e alla fine è lei il vero motore degli eventi, che vale per tutta la durata del racconto, e poi chi lo scoprirà perché, però è lei che riesce veramente a cambiare la sorte a Charlie nel bene e nel male. Esatto, anche qua, anche nella descrizione di Viola, c'è una sospensione del giudizio, perché tu racconti quello che fa Viola e poi lasci al lettore la possibilità eventuale di giudicare, di empatizzare, di odiare. Viola, insomma, è aperto ad ogni interpretazione. E Viola è, secondo me,
più di tutti forse il personaggio che compie una evoluzione e involuzione allo stesso tempo. I personaggi di Bravo Charlie non rimangono, per questo che lo fa diventare un gran bel romanzo, non rimangono chiaramente sempre gli stessi durante tutta la narrazione, ma si evolvono, poi tornano indietro, poi si evolvono ancora un po', sono dei personaggi assolutamente dinamici. Questa loro dinamicità è dirompente, trascina, come dicevi tu, nel bene e nel male anche gli altri personaggi e anche la vita dei personaggi stessi. Ma c'è un personaggio interiore ed è la città, che non fa da sfondo, ma è veramente uno dei personaggi, la città e soprattutto alcuni contesti della città, come appunto i Zilleri, che vengono nominati e in cui si svolge gran parte della narrazione. Cosa ci dici di questo personaggio città? La città sì, l'ho inserita tra i ringraziamenti perché malgrado tutto l'amo, cioè la mia città, malgrado ci siano tantissime problematiche che non riusciamo a risolvere ognuno per sé o tutti insieme, non si riesce lo stesso. C'era una cosa, questi giorni c'è un dibattito sulla Sassari Capitale della Cultura, su cui non entro in questo momento perché non ci possiamo, però una cosa c'è da dirla. Quando da ragazzo camminavo per le strade di Sassari, c'era un cartellone, mi ricordo, un'estate a Sassari, e questa era, diciamo, una promozione turistica della città. Alla fine erano film all'aperto, basta, non c'era altro. Quindi un'estate a Sassari, per me, che sarei davvero rimasto un'estate a Sassari, perché non c'erano le vacanze, non c'era niente, quella sembrava una specie di anatema, cioè passerai un'altra estate a Sassari. Quello è il dramma. Oggi possiamo dire che di eventi non riusciamo a stare dietro. Cioè io vorrei partecipare a tutto quello che è vero, gli eventi che manda Entola, ma gli eventi che mandano altri operatori culturali. Non riesco a dire perché c'è talmente tanta offerta. Quindi la città è cambiata. La Sassari di Bravo Charlie è una storia di 20 anni fa, che tutti abbiamo vissuto. All'epoca effettivamente scrivevamo in un quotidiano sassarese, si stava evolvendo, però ancora non era arrivata ad essere a questa fase almeno. Ecco, mi ricordo che non c'era nemmeno un parco, per esempio, dove andare, a parte i giardini pubblici, non si poteva andare a trascorrere un po' di... io ho cercato di ricordarmi com'era Sassari in quel periodo perché ovviamente eravamo giovani, ero giovane anch'io, e tutto con gli occhi della gioventù sembra più bello, anche se poi raccontiamo di strade piene di deiezioni, di fognature che si spaccano, senza dire che continua a mancare l'acqua continuamente, quindi non è che sia cambiato tantissimo in 20 anni. Malgrado tutto sono felice di abitare in questa città e non so se è vero che sia quella col clima più abitabile, più umano, però è un dubbio che è venuto anche a me, che forse è quello che ci fa stare bene a Sassari. Sì, in effetti è ambientato 20 anni fa, però io ho trovato di un'attualità quasi sconvolgente, poi chiaramente senza fare i nomi delle vie, ma Via Rosello, cioè se tu ci passi adesso, è l'ambientazione di Bravo Charlie, ma anche i personaggi, è così, lo era 20 anni fa, 10 anni fa e lo è ancora adesso. Appunto nel bene e nel male, che potrebbe essere il sottotitolo di Bravo Charlie, nel bene e nel male, ma anche nel bene di un popolo, che sembra quasi un popolo a parte, perché a volte anche con snobismo, passando lì, io per prima magari ci scansiamo un po', poi magari la settimana successiva mi vedono che sabato si scansano loro ma non mi vedono, ma quello è un altro discorso. Quindi con un modo di fare un po' snob magari
sembra un popolo a parte, il popolo della notte, del meridio, della mattina, il popolo del bar, del circolo più che altro che è lì. Ma allo stesso tempo, e che quindi spesso vive insomma in bilico tra ciò che anche tra la legalità, l'illegalità, un popolo che poi si stringe attorno, a volte a favore di, a volte contro, che riesce a fare gruppo, come succede appunto in Bravo Charlie, in più episodi, però parliamo dell'episodio, per esempio, o parliamo del raccogliersi di una comunità davanti all'idolo assoluto del locale, che non è Elton John e che anzi, passatemi il francesismo, a Elton John gli cade in testa, citazione di Bravo Charlie. Sì, hai toccato uno dei personaggi che più mi intrigano, era il grande Jean. Viene dal racconto di alcuni amici, in realtà il grande Jean, cioè è esistito davvero. Io non l'ho conosciuto personalmente, non l'ho visto in azione, ma dai racconti mi è stato, diciamo, suggestivo, un personaggio così che si calava nella realtà sarda, non era Sassari, ma diciamo tirava fuori il meglio di un repertorio che poteva andare bene quasi per Broadway, capito? Cioè questo era, questo come dice, contrasto tra un personaggio così dotato di grandi numeri in un bar gestito a un livello così proprio anti-igienico mi intrigava. Il contrasto è un'altra delle cose che mi intrigano, infatti, e cerco sempre di far presentazione alle storie. Una delle scene più belle è l'interno del locale, bancone appiccicoso, un po' tutti appiccicosi, non solo il bancone, e improvvisamente questo pianoforte che viene calato dall'alto. E questo è uno dei contrasti più forti. È un romanzo proprio di contrasti, e come dicevo prima è sempre sorprendente, perché la prima pagina ti racconta di questo luogo semibuio, semi-appiccicoso, semi-tutto, e improvvisamente dopo 6 righe compare un pianoforte e un uomo che lo suona in modo strabiliante e che canta anche. La musica, appunto. Quindi siamo rimasti fermi a Viola, che arriva nella redazione dell'Isola Spring, che conosce Charlie, pensa che possa tornarle utile per la sua tesi, però poi andando nella famosa Villa Sanna, tra le varie cose sconvolgenti, oltre l'orologio a cucù con la neve, scopre che Charlie ha una voce strepitosa, perché uscendo dall'armadio con una penuria insolita, la cuffietta da doccia, canta un brano di Lucio Dalla, e c'è questo anche nella quarta di copertina. Lei lo ascolta sconvolta e dice: ci sono dei minorenni, sei stato davvero tu? Cosa? No, cioè se senti puzza deve essere stata la fossa settica. No, tu canti così, canti sempre così. Ma lo faccio per divertirmi certe volte, quando zio e zia si coricano. E quindi Viola scopre le doti canore di Charlie e vuole plasmarlo e fare di lui una star, più di Elton John. Diciamo, il grande filo conduttore in effetti è la musica, ed è lui che poi la porta da una parte all'altra della sua vita, da una parte all'altra del romanzo, ma da una parte all'altra della sua vita. Ovviamente è palese questa specie di amore incondizionato, incontrollabile verso la musica dei cantautori. Mi hanno detto, la storia sembra un po' come bere un bicchiere di vino, ed effettivamente il bicchiere di vino è il più associabile alla musica dei cantautori, perché lo so che a volte dice ascolto i cantautori sembri un po' snob, cioè rispetto alla musica
commerciale, diciamo, no? In realtà, se voi andate nei karaoke dei peggiori bar, si cantano i cantautori, sentirete a Raffica, Bennato, De André, Concato, Cocciante, Lucio Dalla. Quindi non è che si va a cantare, diciamo, il reggaeton, anche se sembra che adesso vada a quello. Questi continuano a vivere in mezzo alla gente. È veramente musica popolare. E questo è, altrimenti uno come Charlie non sarebbe mai potuto arrivare a loro. Lui dice: ho imparato a leggere guardando anche i testi delle canzoni insieme a mia cugina. Questo. E la musica per lui diventa motivo di vita. E qua, forse qualcuno non lo sa, però Luca, oltre ad essere un autore, è anche un musicista. E il gruppo si chiama il Palazzo Rosa. E quindi anche qua diciamo che la tua strada si incrocia con quella di Charlie. E poi ho avuto modo anche di sentirti. Tra l'altro, leggendo il libro, mi sono ricordata forse dell'unico concerto che ho visto. Facciamo anche un po' di pubblicità locale. Si chiama The Room e adesso è una nuova versione più ampia. Però quando io ho visto il concerto di Luca e dei Palazzo Rosa con Alessandro, praticamente il locale era talmente piccolo, ma anche talmente accogliente, che organizzavano musica dal vivo e per farci stare tutti, o perlomeno più gente possibile, i musicisti suonavano seduti sul bancone del bar. Ed è bellissimo. Io ho pensato proprio, mentre leggevo Bravo Cervello, che cavolo, qua ogni tanto c'è un qualcosa che riporta, diciamo, a questa genialità tipica sassarese, sempre sottotitolo Nel bene e nel male. Io non so come siamo messi con l'orario, dove Aldo ci ha lasciato. Aldo ci ha lasciato, non è bello. Siccome abbiamo detto che ci sono tanti eventi in contemporanea, Aldo si è andato a un altro evento perché ci teniamo. Quindi c'è tempo per un altro. Sì. Poi se vuoi coinvolgere qualcuno, però sì, dai, 10 minuti. Una domanda sulla genesi del romanzo, così ti do l'assist per nominare e far imbarazzare anche tutte le persone che non vorrebbero essere nominate, che hanno fatto un gran lavoro. E gli faccio i complimenti io per prima come lettrice, perché l'avevo letto in tempi non sospetti, ci avevo anche lavoricchiato, ma adesso e solo adesso Bravo Charlie è veramente esploso, quindi complimenti a tutti per il lavoro, per averlo liberato del tutto. Sì, grazie. Complimenti per loro, ovviamente. Sì. Ha avuto una genesi, sì, difficoltosa, diciamo, però nel passato è arrivata una casa editrice a cui era piaciuta, poi vabbè, sono delle cose, non è cose che succedono normali. Ha avuto molto successo la casa editrice, quindi ha iniziato a pubblicare solo in Turchia e quindi alla fine l'abbiamo lasciato a mazzo. È stato letto, io ho ricevuto nei ringraziamenti tante altre persone che l'hanno letto, anche Alessandro, non avevo un piacere. A un certo punto Massimo ha avuto interesse per la storia e devo dire la sua capacità più grande è darti ampia libertà, di questo lo ringrazio, lo dico a tutti i suoi autori, quindi è vero, non ho fatto solo con me. Ha affidato l'editing a Paolo Lubino, che veramente mi ha dato tutta la sua professionalità. L'ho ringrazio ancora perché la storia che poteva essere passabile, perché rimaneva in piedi la storia, però non era un romanzo, non era ancora qualcosa che noi potevamo dare in pasto ai lettori. E poi Laura Fabra che l'ha letto 120.000 volte per ritrovare tutte le canzoni. Questo vuol dire che a me piacciono le cose che hanno tanti passaggi in generale. Io lavoro per intermediazione, quindi so quanto sia importante l'intermediazione. E quindi se qualcuno vuole scrivere è sempre meglio affidarsi a agenti letterari, a editori seri,
che abbiano degli editor che lavorino per il testo. Tutti questi passaggi garantiscono a voi che leggete che quello che avete in mano non è un prodotto buttato. Poi ci sono tante cose che si possono cambiare, che ne possiamo scrivere 6 versioni diverse, migliorabili sempre, però a questa fase ci abbiamo messo il punto ed è stato mandato in libreria. Questo garantisce ai lettori, secondo me, di leggere qualcosa di non buttato. No, neanche io me la ricordo, quindi poi la domandona e poi arriva il momento più difficile per un autore esordiente che già è terrorizzato di suo, quindi arrivano le domande, mi raccomando, terrorizzatelo bene. Domandona, prossimo romanzo? Ci sto lavorando perché purtroppo scrivere è da sempre la mia mania. Infatti tu dici musicista, regista non tanto, però diciamo ho iniziato a suonare perché scrivevo, quindi volevo anche scrivere canzoni, quindi mi serve uno strumento, la chitarra, non sono un grande musicista. E scrivere è forse la cosa che cercherò di non abbandonare mai. Quindi sì, c'è un romanzo in prima fase e mezzo, diciamo, quindi ancora lontano da essere esposto a qualcuno, dove perlomeno, non so se sarà effettivamente questo, però non c'è Sassari sullo sfondo. Però chissà, non è detto che si ritorni a Sassari un giorno, questo può succedere. Ti vogliamo bene lo stesso, una cittadinanza ancora non te la togliamo. E spero di poterlo leggere presto, anche perché adesso provo a parlare appunto da lettrice, come se l'avessi letto la prima volta, poi sai bene che ho una memoria brevissima, quindi per me rileggerlo è sempre la prima volta. Ho trovato veramente una scrittura, lasciamo stare la storia, una scrittura, una voce, una tua voce originale che mancava alle mie letture. Leggo abbastanza e mi riferisco solo a autori sardi. La tua è una voce nuova che si aggiunge, una voce originale e quindi l'esordio secondo me è stato molto buono e quindi spero di leggere presto un altro tuo libro, altri tuoi libri, sentire le canzoni, perché comunque lui adesso fa, insomma, la persona umile, ma io vi assicuro che i Palazzo Rosa sono bravissimi e anche i loro pezzi, tanto di cappelle, quindi diciamo, la prossima presentazione la facciamo con la chitarra, assolutamente, giusto? Grazie. Adesso... Si è esagerato nei complimenti. No, vabbè, la cena, ricordati sempre. Se avete qualche domanda, hai pagato loro per non fare le domande, lo sapevo. Un intervento, l'avete letto tutti. L'avete letto tutti? Siete secchioni. Non c'è nessuno, qualcuno che non l'ha letto? Ah, meno male. Fate domande sull'assassino, non so come. Avete domande? Esci pulito, guarda, non succede mai. Tutti i parenti. Grande. Vieni, vieni. Oh, le maestre hanno sempre domande da fare. Questa, no, vieni a interrogare, dai. Io riporto, la domanda è una curiosità. Mi sentite? Mi avete sentito? Quello che dice adesso non lo riporto. È solo una curiosità. Aspetta che gli metto ansia, è una lettrice fortissima. È solo una curiosità. Allora, io non l'ho ancora finito, lo sto leggendo con molto piacere e sottoscrivo tutto quello che ha detto Silvia, ma solo perché siamo amiche, altrimenti avrei polemizzato. Niente, la curiosità è questa. Il linguaggio, cioè è originale e c'è questo tessuto sassarese che viene fuori chiaramente dalla lingua. Quindi la mia domanda è questa. Letto da lettori non di Sassari, qual è la reazione? Grazie.
lettori non sassaresi, sì, me ne sono capitati perché hanno acquistato il libro, l'hanno letto, hanno avuto qualche incespicamento sulla parlata, perché noi ovviamente sentiamo anche il suono di quello che dicono i personaggi e loro no. Diciamo non c'è come Camillini magari, che io non è che conosco bene, però credo che lì sia più difficile entrarci. Non lo so se sia un ostacolo, ecco, qualcuno mi ha detto che ha avuto degli incespicamenti perché non si riusciva, però la maggior parte dicevano tanto le cose si spiegavano subito dopo e si riusciva in qualche modo a rientrare nel contesto. Però è una domanda molto lecita, quindi la ringrazio. Ma, per esempio, c'è Charlie che dice fuori Gabbu e accompagna lo stupore a una serie di suoni subumani. Questi sono tipici del nord, tipici del nord. Poi ce n'era un altro, vabbè scusate, ho detto vedo che ci sono minorenni, però questo lo dico perché mi ha fatto ridere, l'ho letto, non riuscivo ad andare avanti, a pagina 23, è la cugina di Charlie che partorisce 2 gemelli e deve scegliere il nome, quindi già io questa è una cosa non avevo capito il nome, poi Luca mi ha illuminato, poi vediamo se loro l'hanno capito, ma credo di essere l'unica, cioè ne sono quasi certa. Quindi, e nella notte prima del parto aveva tirato le somme per scegliere il nome. Anna è la mamma della Madonna, aveva detto al prete. Il prete. Anna, Don Serra si era levato gli occhiali. Ma Barbera, che cazzo di nome è? Quindi adesso alzate la mano se avete capito chi sono Anna e Barbera. Cioè, adesso vorrei dire, non vorrei passare 3, 4, no, non fate gli sboroni, 4. Gli altri sono degli amanti del vino, come mai abbiamo pensato al Barbera, non Anna e Barbera dei cartoni animati, cioè, non lo so. No, sbaglio. Si capisce. Oppure tu l'hai letto troppo bene. L'ho letto dopo un Barbera, sì. Perché, come dicevo prima, essendo un libro matriosca, niente, cioè l'apparenza in realtà te la smonta dopo 3 frasi, quindi quel Barbera aveva sicuramente un significato recondito, aiutami. Una ragazzina, diciamo, che sta per partorire, quindi abituata a guardare cartoni animati a rotazione, si vedeva sempre questi nomi che comparivano, Anna e Barbera, Looney Tunes, cose varie, no? Allora mi piacevano questi 2 nomi accoppiati, sapeva che erano 2 gemelli, non sapeva il sesso, ma per lei erano femmine, quindi sarebbero comunque 2 femmine, alla fine il maschio ci ha tenuto il nome. Con il secondo nome, Grazio. Come il padre del padre Pio. Cioè, se fossero nati oggi l'avrebbero chiamato me contro te, probabilmente. Quindi è meglio Barbera a questo punto. Ci sono altre domande, altri interventi? Diciamo che è estrapolato così a pezzi, se uno non l'ha ancora comprato, è difficile che compratelo. A proposito, c'è il banchetto con Stefano, ci sono gli sconti oggi, anziché 15, 16,50, perché abbiamo appunto l'evento concorrente nell'altra piazza, quindi bisogna tirare un po' di acqua al nostro mulino. Hai domande da fare al pubblico? No. Tutto ok? Tutto Aldo, hai domande da fare? Vuoi che ti facciamo domande? I prossimi appuntamenti di Empula? Lo sto interrogando alla sconfidata. Ho detto quello di domani. Okay. Sì, quello di domani, quello di Alessandro De Roma, se potete siateci. Niente, possiamo... È bellissimo anche quello, lo dico, bellissimo romanzo, come tutti i film di Alessandro De Roma, ma questo... Che tra l'altro è sassarese di adozione, quindi possiamo annoverarlo tra i nostri autori, che non ne abbiamo tantissimi in confronto a Cagliari, che sta bellissima università. Allora, grazie ancora, e chi ancora non l'avesse fatto, il libro è disponibile, l'ha detto anche Silvia, e comunque l'autore qua finalmente è disponibile
per firme, dediche, domande private di nascosto. Grazie Silvia, perché come sempre è stata fantastica. Grazie a Edula e a la libreria Max e la libreria Coinè che hanno organizzato. Grazie a Luca e a domani. Volevo ringraziarvi, voi siete qua, vi conosco quasi tutti, so che molti di voi hanno già letto il libro. Fino a poco tempo fa non sapevo nemmeno che esistesse il cuore su Facebook, e invece mi sono ritrovato a mandarne una raffica 100 al giorno, quindi vi volevo ringraziare per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Questa è la prima e sono contento che mi avete tenuto al battesimo Aldo, Edula e Silvia Sanna, che ringrazio perché chi ha il senso dell'umorismo per me ha sempre un grado in più. Sono contento e vi ringrazio anche per essere venuti stasera.